tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno a tutta la nostra ascoltatrice a Radio Libertà. Oggi è particolare, secondo me molto importante, diamo una notizia che riguarda noi che molto aiutiamo a casa loro, costruiamo insieme alla pace, in modo un giorno stop. Chi da tanti anni sa che noi su queste onde parliamo praticamente da quando esistiamo, cioè dal 99, e abbiamo sempre parlato in maniera totalmente libera e spesso assolutamente al di fuori dagli schemi, perché lavorando a contatto con le guerre, quindi con la realtà più dura, vediamo la realtà al di là di quello che racconta il Mister. Credo che oggi sia una giornata storica per il discorso che il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Vance, ha fatto ieri in Europa. Un discorso che in qualche modo rappresenta una vera e propria forma di controrivoluzione rispetto a tutto quel processo rivoluzionario degli ultimi anni per creare quello che possiamo definire un'onda alla rovescia. E lungi da noi pensare che i salvatori del mondo vengano dagli esseri umani, dai politici, perché personalmente penso che l'unico salvatore del mondo è Gesù Cristo, ma soprattutto sappiamo che l'America è comunque un paese che ha un forte stampo imperialista in cui l'aspetto monetario domina tutto. Ciò detto, in un Occidente fortemente decadente e abbastanza devastato e devastante, quello che noi vediamo negli Stati Uniti d'America è stata comunque una risposta di popolo, non solo di popolo, perché comunque ci sono stati dietro anche soldi, tecnologia e un cambio di paradigma da parte sicuramente di alcuni poteri forti, che forse si sono resi conto che quel mondo che era stato quel nuovo corso precostituito stava distruggendo tutto. Però insomma diciamo che quantomeno dall'America l'America ha mostrato degli anticorpi che purtroppo l'Europa non mostra, e quindi ben venga questo discorso di Vance, soprattutto per quanto riguarda il discorso della libertà di parola, della libertà di pensiero critico, della libertà di fede, tutti argomenti che noi qui abbiamo sempre trattato. Ora noi non abbiamo tantissimo tempo. Io adesso voglio leggere questo discorso perché quantomeno i passaggi più importanti, perché credo che veramente oggi inizia una storia nuova. Questo scorso di San Valentino, il 14 febbraio 2025, è molto importante. Molto molto importante, soprattutto perché noi abbiamo sempre detto tante cose, sempre, anche quando era politicamente scorretto dirle, anche quando era addirittura si veniva derisi, calunniati o perseguitati. E devo dire grazie a questa radio, perché questa radio è sempre stata voce della libertà, adesso si chiama anche Radio Libertà, ma comunque è sempre stata voce della verità e della libertà, in tempi non sospetti, anche quando era difficile essere. Allora, a parte salti convenevoli iniziali, e passo subito al discorso di Vance. Quindi dopo, allora, la prima volta che sono stato a Monaco è stato con mia moglie, che è qui con me oggi per un viaggio personale, e ho sempre amato la città di Monaco e la sua gente. Voglio solo dire che siamo molto commossi, che i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a Monaco e a tutti coloro che sono stati colpiti dal male inflitto a questa bellissima comunità. Stiamo pensando a voi, stiamo pregando per voi e sicuramente faremo il tifo per voi nei giorni e nelle settimane a venire.
Ok, sapete che questo intervento segue un bruttissimo, un grave attentato terroristico che c'è stato a Monaco, anche questo, insomma, direi che è qualcosa di importante di cui ci siamo spesso occupati. Spero che questo non sia l'ultimo applauso che ricevo, in effetti poi ha avuto una grande freddezza come accoglienza europea, ma spero non dai nostri ascoltatori. Ma naturalmente ci riuniamo in questa conferenza per discutere di sicurezza e normalmente intendiamo le minacce alla nostra sicurezza esterna e interna. Vedo molti grandi leader militari riuniti qui oggi, ma se da un lato l'amministrazione Trump è molto preoccupata per la sicurezza europea e crede che si possa giungere a una soluzione ragionevole tra Russia e Ucraina, dall'altro riteniamo che nei prossimi anni sia importante che l'Europa si faccia avanti in modo deciso per provvedere alla propria difesa. La minaccia che mi preoccupa di più nei confronti dell'Europa, questo penso che sia un passaggio fondamentale, la minaccia che mi preoccupa di più nei confronti dell'Europa non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno. Quello che mi preoccupa è la minaccia dall'interno, l'arretramento dell'Europa da alcuni dei suoi valori più fondamentali, valori condivisi con gli Stati Uniti d'America. Mi ha colpito il fatto che un ex commissario europeo sia andato recentemente in televisione e si sia rallegrato del fatto che il governo rumeno abbia appena annullato un'intera elezione. Ha avvertito che se le cose non dovessero andare come previsto, la stessa cosa potrebbe accadere anche in Germania. Queste affermazioni così disinvolte sono scioccanti per le orecchie degli americani e anche per noi, che siamo sempre dalla parte dei popoli della loro autodeterminazione. Per anni ci è stato detto che tutto ciò che finanziamo e sosteniamo è in nome dei nostri valori democratici condivisi. Tutto dalla nostra politica sull'Ucraina, la censura digitale, è costruito come una difesa della democrazia. Sapete che qua abbiamo detto spesso che a furia di esportare democrazia qui noi siamo rimasti senza. Andiamo avanti col discorso diverso. Ma quando vediamo tribunali europei che annullano elezioni e alti funzionari che minacciano di annullarne altre, dovremmo chiederci se ci stiamo attenendo a uno standard adeguatamente elevato. E dico noi stessi perché credo fondamentalmente che siamo nella stessa squadra. Dobbiamo fare di più che parlare di valori democratici, dobbiamo viverli. Ora, a memoria d'uomo di molti di voi in questa sala, la guerra fredda ha messo i difensori della democrazia contro forze molto più tiranniche in questo continente. E considerate la parte di quella lotta che censurava i dissidenti, che chiudeva le chiese, che annullava le elezioni. Erano i buoni? Certamente no. E grazie a Dio hanno perso la guerra fredda. Hanno perso perché non hanno valutato né rispettato tutte le straordinarie benedizioni della libertà. La libertà di sorprendere, di sbagliare, di inventare, di costruire. Come si è visto, non si può imporre l'innovazione o la creatività, come non si può imporre alle persone cosa pensare, cosa sentire o cosa credere. E noi crediamo che queste cose siano certamente collegate. E purtroppo, quando guardo all'Europa di oggi, a volte non è così chiaro cosa sia successo ad alcuni dei vincitori della guerra fredda. Guardo a Bruxelles, dove i commissari dell'Unione Europea hanno avvertito i cittadini della loro intenzione di chiudere i social media durante i periodi di disordini civili nel momento in cui individuano ciò che hanno giudicato come contenuti odiosi. O in questo stesso paese, dove la polizia ha effettuato retate contro cittadini sospettati di aver postato commenti antifemministi online come parte della giornata d'azione contro la misoginia su internet. Guardo la Svezia, dove 2 settimane fa il governo ha condannato un attivista cristiano per aver partecipato al rogo del Corano che ha provocato l'omicidio di un suo amico. E come ha terribilmente affermato il giudice del suo caso, le leggi svedesi che dovrebbero proteggere la libertà di espressione non concedono di fatto, e cito testualmente,
un lasciapassare per fare o dire qualsiasi cosa senza rischiare di offendere il gruppo che detiene quel credo. E forse la cosa più preoccupante, continuo, sempre sto leggendo il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, è che guardo i nostri carissimi amici, il Regno Unito, dove l'arretramento dei diritti di coscienza ha messo nel mirino le libertà fondamentali dei britannici e religiosi, in particolare. Poco più di 2 anni fa il governo britannico ha accusato Adam Smith Connor, un fisioterapista di 51 anni e veterano dell'esercito, dell'atroce crimine di essersi fermato a 50 metri da una clinica abortista e di aver pregato in silenzio per 3 minuti. Senza ostacolare nessuno, senza interagire con nessuno, solo pregando in silenzio. E dopo che le forze dell'ordine britanniche lo hanno individuato e hanno chiesto di sapere per cosa stesse pregando, Adam ha risposto semplicemente per il figlio non ancora nato che lui e la sua ex fidanzata avevano abortito anni prima. Ora, vorrei poter dire che si è trattato di un caso fortuito, un esempio unico e folle di una legge mal scritta che è stata promulgata contro una singola persona. Ma no, lo scorso ottobre, solo pochi mesi fa, il governo scozzese ha iniziato a distribuire lettere ai cittadini. Questa cosa io non la sapevo, la prendo ora, pur avendo denunciato spesso sul nostro gruppo Giù le mani dei bambini queste cose. Pensate che cosa grave ha denunciato Vance e in che situazione ci troviamo in Europa e anche nel Regno Unito, peggio di noi. Lo scorso ottobre, solo pochi mesi fa, il governo scozzese ha iniziato a distribuire lettere ai cittadini, le cui case si trovavano all'interno delle cosiddette zone di accesso sicuro, avvertendoli che anche la preghiera privata all'interno delle loro case poteva costituire una violazione della legge. Naturalmente il governo ha invitato i lettori a denunciare qualsiasi concittadino sospettato di essere colpevole di crimini di pensiero. Cioè pregare in casa propria un reato. Peggio che l'Iran, come l'Iran, come l'Arabia Saudita, cioè assurdo. Se uno in casa propria prega per i bambini abortiti o per aiutare le donne magari a non abortire, a trovare altre vie, o anche per aiutare le donne che vogliono abortire, magari per ragioni economiche, ad avere degli aiuti, eccetera. Un crimine gravissimo, addirittura con la delazione dei vicini, no? Ci ricorda certe cose ai tempi del Covid, ma siamo alla libertà di pensiero. Vado avanti con quello che ha detto Vance. In Gran Bretagna, in tutta Europa, la libertà di parole, temo, si è ritirata. E nell'interesse della commedia, amici miei, ma anche nell'interesse della verità, ammetterò che a volte le voci più forti per la censura non sono venute dall'Europa, ma dal mio paese, dove l'amministrazione precedente, cioè Biden, ha minacciato e fatto pressione sulle società di social media per censurare la cosiddetta disinformazione. Ecco, devo dire che anche questa autocritica di quello che hanno fatto gli Stati Uniti d'America in questo periodo di folle contrazione delle libertà è da applauso. Vado avanti. Oggi vengo qui, sempre con le parole del vicepresidente degli Stati Uniti d'America in Europa. Oggi vengo qui non solo con un'osservazione, ma con un'offerta. E proprio come l'amministrazione Biden sembrava disperata nel voler mettere a tacere le persone che dicevano la loro opinione, così l'amministrazione Trump farà esattamente il contrario. E spero che potremo lavorare insieme su questo punto. A Washington c'è un nuovo sceriffo in città e sotto la guida di Donald Trump potremo anche non essere d'accordo con le vostre opinioni, ma lotteremo per difendere il vostro diritto di proporle sulla pubblica piazza, che siate d'accordo o meno. Ecco, diciamo che c'è dell'ironia con uno statunitense che viene a ricordare la famosa frase non di Voltaire ma attribuita a Voltaire, quindi una frase di cui si sono sempre fatti si sono riempiti la bocca,
i paladini della rivoluzione francese, no? E invece proprio è l'America adesso che deve rinsegnare che uno dei capisaldi, devo difendere nella libertà di dire anche le cose in cui non sei d'accordo con me, perché invece sappiamo cosa intendono per democrazia e libertà d'opinione l'internazionale sinistra mondiale, per cui sei libero di dire le cose solo finché sei d'accordo con me, finché dici le cose che ti ho detto di dire io. Andiamo avanti. E tra tutte le sfide urgenti che le nazioni qui rappresentate devono affrontare, credo che non ci sia nulla di più urgente delle migrazioni di massa. Oggi quasi una persona su 5 che vive in questo paese si è trasferita qui dall'estero. Si tratta ovviamente di un massimo storico, un numero simile tra l'altro a quello degli Stati Uniti, anch'esso ai massimi storici. Il numero di immigrati che sono entrati nell'Unione Europea da paesi terzi è raddoppiato solo tra il 2021 e il 2022 e ovviamente da allora è aumentato molto. Sappiamo che questa situazione non si è verificata nel vuoto, è il risultato di una serie di decisioni consapevoli prese dai politici di tutto il continente e da altri di tutto il mondo nell'arco di un decennio. Io vorrei ricordare quando qui leggevamo il progetto di Eurabia denunciato dalla Fallaci. Abbiamo visto gli orrori provocati da queste decisioni ieri proprio in questa città e naturalmente non posso parlarne di nuovo senza pensare alle terribili vittime che hanno visto rovinata una bella giornata invernale a Monaco. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono e resteranno con loro. Ma perché è successo tutto questo? È una storia terribile, ma che abbiamo sentito troppe volte in Europa. Scusate, saltato, ecco qua. Ma che abbiamo sentito troppe volte in Europa e purtroppo anche negli Stati Uniti. Un richiedente asilo, tra parentesi, passato per l'Italia. Spesso un giovane di circa 20 anni, già noto alla polizia, si lancia con un'auto contro la folla e distrugge una comunità. Quante volte dobbiamo subire questi terribili incidenti prima di cambiare rotte e portare la nostra civiltà comune in una nuova direzione? Nessun elettore di questo continente si è recato alle urne per aprire le porte a milioni di immigrati non controllati. Ma sapete per cosa hanno votato? In Inghilterra hanno votato per la Brexit e che siano d'accordo o meno l'hanno votata e che siamo d'accordo o meno l'hanno votata. E sempre più spesso in tutta Europa votano per leader politici che promettono di porre fine all'immigrazione fuori controllo. Ora si dà il caso, sì, anche quelli che dicono di farlo poi non lo fanno. Noi invece conosciamo qualcuno che ha detto di farlo e ha provato anche a farlo ed è stato incriminato. Ora si dà il caso che io sia d'accordo con molte di queste preoccupazioni, ma non dovete essere d'accordo con me. Penso solo che le persone tengano alle loro case, ai loro sogni, alla loro sicurezza, alla loro capacità di provvedere a se stesse e ai loro figli e che siano intelligenti. Credo che questa sia una delle cose più importanti che ho imparato nel mio breve periodo in politica. Beh, molto importante la tutela dei popoli europei, dei cittadini europei. Noi aggiungiamo anche la tutela degli stessi migranti, perché noi che ci occupiamo di paesi, aiutiamo i popoli a casa loro, sappiamo che quei popoli non vogliono queste migrazioni forzate, non vogliono queste guerre fatte per far migrare le persone e sappiamo anche quanti drammi, quanto sfruttamento, quanta schiavitù, quante uccisioni, traffico d'organi e di prostituzione, anche di pedofilia, quanto male ruota intorno al mondo della migrazione e c'è ben poco di umanitario di buono in tutti i paladini di queste migrazioni. Allora, contrariamente a quanto si può sentire a Davos, i cittadini di tutte le nostre nazioni non si considerano generalmente animali istruiti o ingranaggi intercambiabili di un'economia globale. Importante, È sempre il vicepresidente degli Stati Uniti che parla. E non c'è da stupirsi che non vogliano essere rimescolati o inesorabilmente ignorati dai loro leader. Ed è compito della democrazia giudicare queste grandi questioni alle urne,
Credo che liquidare le persone, ignorare le loro preoccupazioni o peggio ancora chiudere i media, chiudere le elezioni o escludere le persone dal processo politico non protegga nulla, anzi è il modo più sicuro per distruggere la democrazia. E siamo alle conclusioni. E parlare ed esprimere opinioni non è un'interferenza elettorale, anche quando le persone esprimono al di fuori del tuo paese e anche quando queste persone sono molto influenti. E credetemi, lo dico con umorismo, se la democrazia americana può sopravvivere a 10 anni di rimproveri di Greta Thunberg, voi potete sopravvivere a qualche mese di Elon Musk. Ma veramente d'applausi, veramente. Ma ciò che la democrazia tedesca, ciò che nessuna democrazia americana, tedesca, europea sopravviverà, è dire a milioni di elettori che i loro pensieri e le loro preoccupazioni, le loro aspirazioni, le loro richieste di aiuto non sono valide o non sono degne di essere prese in considerazione. La democrazia si basa sul sacro principio che la voce del popolo conta. Non c'è spazio per i firewall, o si sostiene il principio o non lo si sostiene. Gli europei, i cittadini hanno una voce. I leader europei hanno una scelta e sono fermamente convinto che non dobbiamo aver paura del futuro. Potete accogliere ciò che la vostra gente vi dice, anche quando è sorprendente, anche quando non siete d'accordo, e se lo farete potrete affrontare il futuro con certezza e fiducia, sapendo che la nazione è al fianco di ciascuno di voi. E questa per me è la grande magia della democrazia. Non è in questi edifici di pietra o nei bellissimi hotel, non è nemmeno nelle grandi istituzioni che abbiamo costruito insieme come società condivisa. Credere nella democrazia significa capire che ognuno dei nostri cittadini ha saggezza e voce in capitolo. E se ci rifiutiamo di ascoltare questa voce, anche le nostre lotte più riuscite otterranno ben poco. Come disse una volta Papa Giovanni Paolo II, io aggiungo San Giovanni Paolo II. Questa è la conclusione del vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Vance Amon. A mio avviso, come disse una volta Papa Giovanni Paolo II, uno dei più straordinari campioni della democrazia in questo o in altri continenti. Non abbiate paura, non dovremmo avere paura del nostro popolo, anche quando esprime opinioni in disaccordo con la sua leadership. Grazie a tutti, buona fortuna a tutti voi, Dio vi benedica, signore e signori, buona giornata. Ora, il consesso europeo ha riservato a questo discorso un gelo, una freddezza totale, certo. È il crollo di un sistema antidemocratico di pensiero unico a cui adesso questa Europa devastata assiste. Beh, l'applauso glielo facciamo noi da questa radio come umanitaria padana Onlus ODV. Noi facciamo un applauso a chi difende i popoli a casa loro, a chi vuole amicizia tra i popoli. Poi parleremo in altre sedi della geopolitica, eccetera. Intanto ci interessa vedere più quello che fanno di ciò che dicono, quindi osserveremo. Ma questo discorso è veramente un punto fondamentale della storia, e in questa storia noi e la nostra radio siamo sempre stati dalla parte giusta. Un caro saluto a tutti, buon fine settimana, buona domenica. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus. In quanti ti promettono trasparenza,